Aia, ok? È arrivato. Mamma senta, sono scesa senza avvertire. Cose pazza. E tanto ci voleva. E chi sta che sono? Sono babà sfogliatelle, me l'ha dato il guardaporta, l'ha mandato Don Gennaro. Ah, mettete in da cucina e preparate in da 4 bandiere. Venite a pensare a me. Voi? Sì, dico proprio a voi. La prossima volta che scendete per fare un servizio dovete cercare il permesso a me. La prossima volta che ci recapitate ve lo faccio dire da Gennaro, il fidanzato mio. E lui ve lo dice in un altro modo. Ma scusate, io mica vi volevo mancare di rispetto. È soltanto che l'ordine me l'ha dato vostra madre. E ha sbagliato pure mamma, perché qua sopra comando io per prima, e poi Gennaro, e poi basta. No! Se devo fare la marchesa madre quando mi fa comodo, se mi devo fare un cuore così in cucina a preparare biscotti e frittelli per i clienti che sta schifezza di circolo dei cacciatori, non poca autorità, la già tenevo io, non di cazzo, ma non poca, a già comandavo io. Sentite, mettetevi d'accordo su chi deve comandare in questa casa, altrimenti mi confonde e non capisco più niente. La porta. La porta. Vado ad aprire. E a chi aspettate? L'ordine, il comando. Non finalmente ci faccio dare uno stomaco, da pure spiritoso, l'ordine, il comando.